Eder. Mac. Pallister. Silvia Radin, la parente di Liliana Resinovic, la 63enne tragicamente scomparsa e poi ritrovata senza vita a Trieste, sta intensificando i suoi sforzi per fare luce sulla vicenda. Il 14 dicembre 2021 segnò l'inizio di un mistero che si concluse in modo funesto il 5 gennaio, quando il corpo di Liliana fu scoperto. In questo contesto di ricerca della giustizia, Silvia ha deciso di avvalersi del supporto legale dell'avvocato Antonio Cozza, per rappresentarla come parte lesa nel procedimento penale, e della competenza forense del professor Mauro Bacci. Quest'ultimo, ex direttore della medicina legale di Perugia e rinomato anatomopatologo, porta con sé un'esperienza notevole, avendo già prestato la sua perizia in casi di alto profilo, come quello dell'omicidio di Meredith Kercher. L'impegno di Silvia nel perseguire la verità è una battaglia per la giustizia, e attraverso queste figure professionali di alto calibro, ella mira a dare un impulso decisivo alle indagini. L'avvocato Cozza ha enfatizzato questo punto, sottolineando la determinazione di Silvia nel contribuire attivamente al processo investigativo. Con la riesumazione del corpo di Liliana Resinovic, prevista per dopodomani, si aprirà un nuovo capitolo dell'indagine. Questo passo cruciale permetterà di effettuare ulteriori analisi che potrebbero essere determinanti per la ricostruzione degli eventi che hanno portato alla morte di Liliana, gettando luce su aspetti finora rimasti nell'ombra e, si spera, portando un senso di chiusura per la famiglia e gli amici ancora in attesa di risposte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.